a tutti coloro che Bella sono gelata. È Natale, dai, È dobbiamo Natale, essere quindi è giusto che siamo freschi. qui. È giusto. L'importante è essere caldi qui. Sì, perché nel soprattutto. cuore. L'importante- Allora, ma tutti i Angela, napoletani hanno il cuore caldo, caldo. tutti quanti Giusto, innamorati, tutti quanti. infatti. Allora, Angela, che cosa. Una bella novità mi devi dire, che cosa? Sì, praticamente io volevo dire che il 7 e l'8 gennaio farò uno spettacolo a teatro di Sarno, La gatta Cenerentola di De Simone, quindi riarrangiata dal Dragonteo. Io spero che tutti quanti ci siano a vederlo. 7 e 8 al teatro del centro sociale di Sarno alle 20:30. In tanti, mi raccomando, c'è una giornata diversa da passare nel vostro contesto in compagnia, con la musica, con lo spettacolo. Sarà un musical? Sì, è un musical. Ok, e tu sarai una delle protagoniste? Sì, diciamo. Ok, dai, questo è l'importante. Andiamo tutte a vedere Angela e non solo, passate una bella giornata, così, perché la musica fa bene, mette di buon Mette umore. allegria, Ecco, sì. appunto. Per esempio, tu ci metti allegria con cosa? Con quale brano? Quest'oggi io volevo proporre Io Canto, che è la canzone che ha dato il nome al mio primo lavoro discografico, scritta dal maestro Rino Chiangiano e arrangiata da Luigi Riccio. Questa canzone io vorrei farla proprio come augurio a tutte le persone, con la speranza che il domani sia diverso da come è oggi. Bene, Perché è molto triste. Io vorrei approfittarne anche per fare gli auguri proprio a Riccio e a Chiangiano di cuore, ma soprattutto al mio impresario Peppe De Luca, con tutta la famiglia, con un bacione. Bene, siamo pronti per ascoltarla? Angela Greco. Grazie.
sociale, complimenti all'autore Rino Ghiangiano. Rino Ghiangiano. Complimenti a Rino. Ogni sempre nel punto, Ghiangiano. Anche perché cantata poi in una giornata così particolare, quella che è oggi, il Natale, è un momento di riflessione proprio particolare, è una giornata di gioia, Natale, però proprio in questi momenti che bisogna pensare a queste problematiche che attanagliano un po' in genere tutta l'umanità. Auguri a tutti quanti. Allora, oggi è festa, Una vita migliore, auguri per una vita migliore. Un domani migliore. Brava.